Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live slash del vostro Benedetto Veneziano. Oggi parleremo come creare pace in casa, armonia, insomma, riallineare quelle energie un po' nefaste, perché capita che alcune volte ci siano degli scossoni tellurici a livello esoterico e anche eterico, e nelle famiglie alcune volte bisogna rimettere la bussola in centro. E quindi si può ricorrere a riti operativi che chiaramente sono importanti, si può ricorrere a sigilli che sono altrettanto importanti, ma per chi magari si trova in una situazione, non dico precaria, perché il maledetto queste cose non le dice, ma è una situazione delicata, in una situazione in cui non c'è abbastanza benzina, non per la macchina, ma per affrontare percorsi importanti, va bene anche utilizzare dei circuiti radionici che in questo caso sono gratuiti, si possono stampare in formato A4 e plastificarle e vanno bene con tutti i tempi, con tutte le stagioni, non hanno bisogno né del sole perché lavorano con la luce eterica. Questi circuiti sono messi a disposizione gratuitamente dal Degar Magneto Veneziano. Il Degar Magneto Veneziano li usano da anni, quindi sono testati, funzionano, hanno avuto dei risultati e abbiamo deciso, visto i tempi, vista la situazione, insomma, un pochettino traballante, di regalarli all'umanità. Quindi dal 4 luglio del 2022 Degar Magneto Veneziano offre questa occasione. Quindi incominciamo a cercare di stabilizzare queste energie che magari sembrano un pochettino difficili che ci sono in casa, no? Perché magari si vorrebbe fare qualcosa per i figli, ma il marito è un po' gnucco, no? Magari si vorrebbe far studiare i figli, magari anche in scuole, non dico private, ma in scuole che diano una marcia in più. No, il maledetto non dice che le scuole statali italiane sono traballanti, non lo dice, però magari in strutture un po' più, come si suol dire, non dico professionali, ma dico un po' più dentro la materia, magari si potrebbe avere dei risultati migliori per dare quelle giuste stampelle ai ragazzi per un futuro migliore. In altre parole, bisogna dargli un'armatura mentale, fisica, psichica, in modo che possano affrontare a testa alta quello che sta arrivando. E alcune volte nelle case qualcuno è sordo, non ci sente bene, giusto Hilde? Non ci sente bene e allora bisogna intervenire a gamba tesa. Magari perché il marito gli piace giocare alla slot machine, magari perché il marito vuole usare i pantaloni a 500 euro mentre magari stringe i cordoni sui figli, magari perché preferisce lasciarli attaccati alla PS4 e ingrassarli come maialini mentre il marito va in giro con la macchina a 700 euro a mese, a, come si dice, a rata. Capite? Tante situazioni in cui bisogna prendere in mano il timone della famiglia e raddrizzare il tiro. E quindi il Marietto e Hilde hanno studiato questi circuiti tanto tempo fa per mettere di nuovo in centro il paese quel benedetto campanile che dovrebbe essere la guida della famiglia e il successo dei propri figli. E quindi iniziamo col primo circuito per cercare di creare pace nella famiglia. Prendete questo circuito, lo stampate e lo lasciate in giro per casa, magari sopra un armadio, sopra una credenza, incollato sotto un tavolo, se magari il marito o la moglie sono un pochettino duri di comprendere. Poi passiamo al prossimo circuito. Questo circuito è un circuito che ha le 72 forze angeliche mercuriali che danno l'energia giusta, le capacità giuste, le conoscenze giuste, le competenze giuste, insomma tutto quello che è giusto per poter raggiungere e rimodellare l'abito mentale della famiglia, perché alcune volte magari sono entrati dei vermi nella mente delle persone e si incomincia a sgarellare. Allora, per portare di nuovo il campanile centro del paese, queste forze mercuriali ci possono dare una mano. Quindi anche questo lo stampate e lo mettete, come si suol dire, in mezzo non so, in mezzo a una stanza sarebbe l'ideale, che così lo vedono tutti, ma se avete delle forze che frenano in casa, allora lasciate stare e magari mettetelo, incollatelo sotto un tavolo. Poi, quando vedete che il gioco diventa duro, i duri cominciano a giocare.
e magari lo metto anche dritto. Quando il gioco diventa duro, questo lo diceva John Belushi in un film, no? Dei Blues Brothers. Però il Marietto lo copia e incolla, quando il gioco diventa duro, i duri incominciano a giocare. Se vedete che avete delle forze negative in casa che gironzolano e voi non sapete come debellarle, questo circuito fa un bel tritatutto. Una persona mi ha fatto una bellissima domanda: ma queste forze quando vengono rimandate via, dove vanno? Ma dal mittente! Cari amici, tutto quello che viene sparato contro con questo bel circuito ritorna al mittente. Quindi, se vedete che ci sono delle situazioni difficili in cui magari qualcuno ha messo il piede nella porta, zacchete, usate questo circuito qua. Questi circuiti che ho già, come si suol dire, fatto vedere, hanno anche delle pillole già fatte al vostro manetto, basta che andate a prendere e ve le guardate, per poterle utilizzare al meglio. Quindi fate questa cosa qua. Poi questo è un circuito che abbiamo sempre tenuto in modo geloso, il legale manetto veneziano, ma in questo periodo abbiamo deciso di donarlo all'umanità. Questo circuito qui proprio per debellare, per, diciamo, magari ci potrebbe essere, non dico qualcuno geloso che voi state intraprendendo un percorso rieducativo per i figli o perché state rimodellando, però ci potrebbe essere qualcuno che mette il bastone tra le ruote, stringe un pochettino i bulloni del borsellino per i vostri figli e allora qua mettete chiaramente, beh, insomma, in altre parole, andate a vedervi la pillola di questo circuito e questo qui è la Losanghi per mandare. Bene, cari amici, Ilde mi fa segno di stringere perché inizia un consulto, quindi io vi chiedo di seguirci e di venirci a trovare nei nostri canali YouTube. Grazie e alla prossima, ciao.